Oh, i francesi ci mettono la panna nelle cozze, ma noi vogliamo esagerare. Ci mettiamo il latte di cocco, penne, cozze e cocco. Ingredienti: cozze, latte di cocco grattugiato fresco, prezzemolo, scalogno, aglio, limone, vino bianco e ovviamente le penne. La classica cozza scoppiata. Noi mettiamo 2-3 spicchi d'aglio, li aggiungiamo nelle cozze, qualche foglia di prezzemolo. Aggiungiamo già il vino bianco, buccia di limone, di scalogno, lo tagliamo sottile, facciamo col classico soffritto, olio d'oliva e scalogno. A me piacciono i gusti forti. Una punta di piccante, rialziamo la fiamma e spegniamo il tutto col nostro composto. Evaporerà sicuramente il vino bianco, lasciamole aprire, togliamo le cozze, scoliamo bene e lasciate tutti gli odori all'interno, lasciate solo le cozze fuori. Mettiamo il latte di cocco. Nell'attesa che la salsa riduca, noi cominciamo a pulirci le cozze. Le cozze ovviamente lasciamole con il loro liquido, il resto lo mettiamo di nuovo nella salsa e si miscelano tutti i sapori. Quello che doveva scaricare ha scaricato, adesso facciamo ridurre. Togliamo via così lo scalogno, l'aglio, il prezzemolo, il limone. Io metto un po' di sale, caliamo queste stupende pennoni, le cozze non le lasciamo così al naturale. Un po' di prezzemolo, classico, un po' di limone, una bella miscelata, un po' di pepe fresco, il vino d'olio d'oliva, qualche goccia di succo di limone. La salsa si è ridotta abbastanza, adesso ci mantecheremo le penne, finiamoli in padella. Scolate bene, adesso la mantechiamo, finiamo di cuocerla all'interno, ci siamo, adesso l'ingrediente segreto, mettiamo una spolverata di pecorino fuori dalla fiamma, come una cacio e pepe. Andiamo ad impiattare, salsiamo, andiamo a mettere le cozze, via. Un goccino d'olio ed è perfetto. Cozze, penne e cocco. Se volete la preparazione del latte di cocco, scrivetelo nei commenti. Adesso, invece, fate i bravi